Stanno quasi per cominciare il concerto, è il momento giusto in cui ci si mette un attimino lì, ci si siede e normalmente si apre una birra, invece noi ci apriamo una bottiglia di vino. Massimo, Alberto, come mai fra tutti i vini che ci sono proprio Valle Picciola dovrebbe essere rock? Rock perché pur essendo nella zona del Chianti Classico, noi siamo a Castelnuovo Berardenga, abbiamo la libertà o ci prendiamo le libertà di sperimentare, quindi siamo una cantina relativamente recente, siamo nati 10 anni fa e oltre le classiche bottiglie di Chianti Classico, Chianti Riserva, Gran Selezione, facciamo rock con il Pinot Nero rosato e il Pinot Nero nelle diverse declinazioni, quindi rosato, vino rosso e nei prossimi 2 anni uscirà anche lo spumante. Ecco, questo mi sembra un modo molto rock. Non sarà un po' troppo per Chianti Classico questo rock oppure va bene un po' di sperimentazione? No, noi vogliamo sperimentare, siamo nati per questo, vogliamo portare un po' di vento rock all'interno di un consorzio che è antichissimo, no? Nel senso che abbiamo fatto 300 anni l'anno scorso e quindi abbiamo dato questa nuova linea musicale e anticonformista. Infatti abbiamo pensato a una canzone, a un gruppo per il nostro Pinot Nero che adesso vado a leggere perché non mi ricordo. Concentrati sulla canzone, ma tanto poi stasera deve andare lì e fare... No, che io non posso cantare perché non... Perché comunque un bel coro da stadio. Quindi questo Pinot Nero effettivamente ha le sensazioni fruttate, si riconosce il vitigno, è sorprendente, venga da una terra abbastanza calda come la Berardenga, però effettivamente è un vino che ha delle pulsioni, dei bei ritmi. Siete contenti di questo progetto come sta nascendo? Il Pinot Nero, questo è il 4º anno, il 2015 è il 4º anno che abbiamo imbottigliato il Pinot Nero, è un Pinot Nero che io definisco del sud, quindi è un Pinot Nero differente dai Pinot Neri dell'Alto Adige o della Borgogna, però riflette i territori della nostra cantina. È un vino che piace moltissimo, lo vendiamo tantissimo all'estero e anche qui a Firenze speriamo che abbia... Firenze non è una piazza la più rock d'Italia, però quando le cose buone ci piacciono, quindi potrebbe anche funzionare. Grazie Alberto. Grazie a te, grazie.